Lega Nord. Poco fa ho raggiunto al telefono il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Sentiamo allora l'intervista, poi linea allo studio. Governatore Zaia, l'espulsione di Rosi Mauro e Belsito riappacifica gli animi nella Lega Nord? Ma va sicuramente nella direzione della chiarezza, quella chiarezza che comunque ha dimostrato di volere anche Bossi nel fare un passo indietro, suo figlio, ed è quel passo indietro che è stato chiesto anche agli altri. È per questo che Renzo Bossi non ha avuto nessuna sanzione disciplinare? Beh, assolutamente per questo motivo, il motivo è che in un momento nel quale si vogliono fare le verifiche fino in fondo e capire chi è responsabile, per il bene della Lega tutti devono fare un passo indietro. Pulizie quasi finite, ha detto Maroni, ripartiamo. Questa mattina ha incontrato Formigoni, insomma è il vero segretario in pectore. Cosa ne pensa la Liga Veneta? Qualcuno ha proposto lei come segretario. Ma guardi, io escludo assolutamente che io possa fare il segretario, se non altro perché ho dato la parola ai veneti che hanno votato un governatore a tempo pieno, non possono scoprire di averlo a part-time. Se Bossi non si ricandiderà, l'uomo che ha le carte in regola è Maroni, che ovviamente anche in pole position perché è acclamato dalla base. Come si muoverà la nuova Lega sul piano delle alleanze e dei rapporti con il governo? La Lega in questo momento più che pensare alleanze deve pensare alla propria base e alla propria politica, a riprendere il corso della politica della Lega. Noi siamo la lobby del Nord, vogliamo il federalismo, l'autonomia e difendiamo i nostri territori. Grazie a Noemi Giunta e ora il fronte giudiziario dai verbali.